Cari amici della Nutria, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Telenutria. Già da questa puntata abbiamo inserito alcuni dei vostri filmati migliori e vi ricordo che potete appunto inviarci i vostri videoclip agli indirizzi in sovraesposizione, così noi possiamo commentarli e inserirli direttamente nel nostro notiziario. Vi ricordo che i migliori videoclip vinceranno ogni mese una bella nutria da 5 kg, un CD di musica balcanica e un piatto di trippe alla sagra della Pantegana di Tavernelle, in provincia di Vicenza. Ma ora diamo ampio spazio alle succose news odierne di oggi. Rimanete sintonizzati! Piove di sacco. Stava prendendo un bancale di bottiglie vuote con il muletto, ma ha combinato una catastrofe. Il titolare dell'azienda, per punizione, lo ha messo a incollare le bottiglie a una con l'ATAC. Questa signora di Pressana voleva provare lo skateboard del figlio, ma ha preso una testonata che ha fatto lo stesso rumore del Big Ben di Londra. La pista di skateboard si è irrimediabilmente crepata. Valdobbiadene. Il portiere della squadra di calcio locale stava festeggiando con i compagni la vittoria del campionato con una bottiglia di champagne del 42 pagata 1.900 euro. Il malcapitato è stato asfaltato di pugni e i festeggiamenti sono continuati al pronto soccorso. Questa ragazza di Noale stava facendo uno spogliarello in webcam per il fidanzato, ma non aveva calcolato che la sedia era stata acquistata dai cinesi e che lei ultimamente aveva mangiato come un composter. Peschiera del Garda. Durante uno spettacolo di artisti di strada, questo mangiafuoco faceva il suo CEO con le fiamme, ma qualcosa è andato storto. Infatti qualche goccia di combustibile gli è finita sui vestiti. Dopo qualche attimo di paura l'artista è rimasto contento perché si è depilato gratuitamente. Questo giovanotto di 90 voleva fare un'acrobazia sull'altalena ma ha sbagliato qualche calcolo. L'amico che lo stava riprendendo con la telecamera invece di soccorrerlo si è cagato addosso da ridere. Feltre. Aveva trovato un metodo veloce per spalare la neve senza far fatica, ma si è spaccato l'osso sacro. Una volta ripreso dal trauma, la madre lo ha pestato per aver sporcato la camicia. Agna. Si stava allenando a fare parkour, ma ha fatto una macacada. I testicoli sono stati successivamente ritrovati da un passante. Chiampo. Si divertiva a fare manovre azzardate con la piccola ruspa da cantiere, ma ha frenato troppo bruscamente. Il titolare dell'azienda gli ha infilato la leva del freno nel quadro dei comandi.